Cominciano a scarseggiare le mascherine con filtro FFP3 al pronto soccorso di Chioggia. Nel reparto tra i più cruciali dell'ospedale, che lavora a ciclo continuo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, oltre ai piccoli e grandi infortuni della vita quotidiana, gli ordini di materiali che sono stati inviati tardano ad essere esauditi. Quindi si fa pressante l'appello alle imprese e ai privati che ne avessero in dotazione di concederne l'uso ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari in servizio al pronto soccorso, dove l'afflusso di pazienti ieri e nelle scorse ore è stato davvero considerevole. Dopo alcuni giorni che parevano lasciar sperare in un rallentamento, è tornato a correre il ritmo dei contagi. Ieri 7 persone sono state riscontrate positive e ricoverate all'ospedale di Chioggia, 5 quelle trasferite a Dolo, dove tra ieri sera e la scorsa notte sono decedute 3 persone, così come 2 sono gli scomparsi all'ospedale di Schiavonia. Intanto Don Massimo Fasolo, il parroco di Valli e Conche, è in attesa di iniziare la riabilitazione al reparto di malattie infettive del Policlinico di Padova. Il sacerdote è comunque molto provato, respira con difficoltà ed è alle prese con l'invasione di un batterio da debellare. Nella sua conferenza delle 12:30 il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha detto che la prossima settimana in Veneto potrebbe essere quella peggiore e anche per questo chiederà il prosieguo delle restrizioni anche oltre il 3 aprile. Già da domani, domenica 29 marzo, i supermercati e i negozi di alimentari continueranno a rimanere chiusi la domenica e nei giorni festivi in tutta la regione. Le scorte comunque saranno assicurate negli altri giorni e pertanto è insensato accalcarsi in coda per arraffare il più possibile, nel timore che i generi di prima necessità spariscano, creando così pericolosi assembramenti nonostante la regola del metro di distanza. Il presidente del Veneto si è detto molto preoccupato per la situazione nelle case di riposo, dove si sono verificati circa 30 decessi a causa dei sommarsi dell'infezione da Covid-19 alle precedenti patologie croniche degli anziani. Noi vogliamo che tutti coloro che possano salvarsi dal virus si possano salvare, ha detto Zaia, e per fare questo occorrono percorsi separati, con i pazienti positivi isolati dagli altri e la messa in sicurezza degli operatori al lavoro. In tutto il Veneto sono stati oltre 88.000 tamponi praticati finora, mentre è ai nastri di partenza la sperimentazione a domicilio dei farmaci antimalarici, clorochina e idrossiclorochina, così come di quelli anti-AIDS. C'è stata una forte polemica sulle pagine di Chioggia Azzurra per un intervento del consigliere della Lega Marco Dolfini, che ha praticamente accusato alcuni esponenti dei 5 Stelle di fare sciacallaggio perché hanno richiesto a gran voce che la frazione di Valli, duramente colpita dall'epidemia con molti morti tra l'altro, chiedevano appunto che sulla frazione venissero effettuati più tamponi. In particolare la consigliera regionale Erika Baldin, il suo intervento che avevamo pubblicato il giorno prima sempre qui da Chioggia su Chioggia Azzurra, e quello che diceva sostanzialmente è: visto che il presidente della regione Luca Zaia dice che verranno effettuati più tamponi, verranno effettuati diciamo anche random, quindi all'uscita dei supermercati in modo così, anche così in maniera vasta, e visto che c'è questa possibilità, iniziamo prima dalla frazione di Valli facendoli a tappeto. Questa è un po' diciamo la richiesta della consigliera regionale Erika Baldin. Ecco, vorrei ricordare, ma questo non è per dare ragione a uno o dare ragione all'altro, anzi io sono dell'idea che un esponente come il popolino, passato in termine, ha tutto il diritto di chiedere di avere una strada in più, di avere un ponte che funziona, di avere qualcos'altro. Ha anche il diritto un rappresentante delle istituzioni che è stato eletto appunto dal popolo di poter chiedere appunto anche che vengano effettuati più tamponi. Vorrei ricordare però che ancora a suo tempo, durante la conferenza stampa che si è svolta a Mestre in teleconferenza, proprio su questa domanda specifica, se era il caso di effettuare più tamponi a Valli, il presidente il direttore generale della ASL 3 Serenissima, Giuseppe Dalmè, dichiarava che invece di fare tamponi è meglio osservare il distacco sociale. Mi veniva chiesto l'altro giorno, c'era il discorso, mi sembra, di Valli, no? A Chioggia, cioè, ma dobbiamo fare i tamponi, restate a casa, non andate in giro. Ormai siamo al punto in cui o si capisce che dobbiamo stare a casa e aspettare che l'epidemia affievolisca il suo
effetto, o se no veramente ci troviamo nelle pesti. E ha detto espressamente state a casa, ok? Adesso ripeto, non è che vogliamo dare ragione a uno o a l'altro, però fatalità, oggi veniamo a sapere da un testimone assolutamente affidabile che un residente di Valli è andato a fare la spesa farmaceutica, presumiamo, alla farmacia di Borgo San Giovanni, invece di utilizzare, oggi è sabato 28 marzo, invece di utilizzare la farmacia di Valli, che è aperta, è regolarmente aperta. Quindi evidentemente qualche residente di Valli, sicuramente non tutti, quando può si muove da casa, al contrario delle indicazioni delle istituzioni di rimanere a casa. Anche i supermercati Coop aderiscono alla grande campagna per la consegna gratuita della spesa a casa delle persone più vulnerabili rispetto al coronavirus, ovvero anziani, ammalati e soggetti con basse difese immunitarie. Nel comune di Chioggia e in quelli del Veneto orientale, Coop Alleanza 3.0 ha firmato un protocollo d'intesa con la Protezione Civile e l'ANCI, che si avvalgono delle organizzazioni del volontariato locale. I supermercati mettono a disposizione la propria rete di vendita per il progetto solidale. Le associazioni di volontariato svolgeranno così le commissioni per conto dei cittadini più deboli, ricevendo da Coop un contributo economico per la propria realtà, finanziato con l'1% del valore degli acquisti sui prodotti Coop. Il servizio supporterà anche gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza, ai quali manca il tempo per fare la spesa. Nel sito di Coop Alleanza sono consultabili le aree di intervento già attivate, assieme all'elenco dettagliato dei negozi Coop aderenti, oltre alle associazioni comuni che aderiranno progressivamente al progetto e ai quali si potrà segnalare la necessità di usufruire del servizio. Per Chioggia, Sottomarina e le frazioni partecipano sia l'Ipercoop al parco commerciale Clodì che la filiale Coop in Corso del Popolo a Chioggia, mentre il referente è la sezione della Croce Rossa, raggiungibile al numero di telefono 041 98 2333 fino a sabato mattina, domenica esclusa, e all'indirizzo mail servizio.gentilezza@crivenezia.it. La consegna è senza alcun costo per i richiedenti e serve a incentivare le persone a non uscire di casa e a non esporsi quindi al rischio di contagio. I beneficiari dell'iniziativa saranno individuati direttamente dai comuni e dalle associazioni di volontariato. Le persone che intendono richiedere la consegna della spesa possono rivolgersi a queste ultime, mentre le associazioni che vogliono collaborare e sottoscrivere il protocollo possono contattare Coop tramite la mail politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it. Inesorabile come ogni fine di marzo, la prossima notte tra questo sabato 28 e domenica 29 segna l'introduzione dell'ora legale, che non fa sconti nemmeno al virus. Alle ore 2 bisognerà spostare le lancette un'ora in avanti, passando direttamente alle 3 di notte. A vedere il lato positivo, si può dire che sarà un'ora in meno trascorsa nella clausura domestica di queste settimane. L'ora solare tornerà il 25 ottobre prossimo. Per chi è credente, periodi come questo mettono ulteriormente alla prova nell'astensione forzata dalla partecipazione a funzioni religiose collettive. Per alleviare tali difficoltà, anche domani mattina, domenica 29 marzo, la messa celebrata in forma non pubblica dal vescovo Adriano Tessarollo con il collegio sacerdotale sarà trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook e dall'account YouTube della diocesi di Chioggia a partire dalle ore 10:15. Dopo le prime 2 settimane dall'inizio dell'epidemia, quando la funzione era celebrata nella chiesa di San Giacomo in Chioggia, anche domani, come domenica scorsa, il luogo dell'evento sarà la chiesa di Santa Caterina. Ieri pomeriggio intanto la liturgia della parola dall'oratorio di San Pieretto in memoria dei defunti da coronavirus che non hanno potuto ricevere nemmeno un funerale con tutti i crismi. La cerimonia è stata quasi contemporanea alla benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nella piazza San Pietro in Roma, mai così deserta.